Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio dal Bacigalupo di Savona. Campionato di Serie D, il Savona esordisce in casa contro la formazione toscana del Jolly Montemurlo. Le riprese e il montaggio sono affidate a Simone Maggi. Qua rischia Zlouri, Damiani ruba un ottimo pallone, al limite Damiani con la conclusione alta di due palmi. Eccolo il lancio in profondità a cercare Murano che cerca la battuta al volo. C'è Gallo e vicino a lui Murano, il tocco di Gallo per Murano col destro, pallone che sorvola la traversa. Con questo pallone dentro, con Damiani in area, cerca il numero, ancora Damiani a protezione del pallone in tocco dietro, Fenati prova la grande botta. Secondo tempo di Savona Montemurlo verso Groppo, da un'occhiata che c'è in mezzo a Groppo, arriva il traversone, c'è una mischia. Poi il pallone in area per Bojan, prova a difenderlo, il pallone dietro e poi sbaglia, un gol incredibile, Fenati a cercare lo scatto di Murano che prova a entrare in area di rigore, Murano respinge di piedi il portiere, poi la conclusione di Damiani e si ritrova il pallone tra i guanti, Biagini, ancora Gallo attaccato, finisce a terra, poi c'è una scaramuccia, attenzione, tra Gallo e il giocatore del Jolly Montemurlo, l'arbitro ha rosso in mano e manda via il numero 18 Silipo e probabilmente ci sarà la sanzione anche per Gallo, vediamo un po', sì, espulso anche Gallo, doppia espulsione quando siamo arrivati al 70°, espulsi Gallo nel Savona e Silipo. Punizione subito battuta, conclusione dalla distanza e qua è impegnato seriamente il portiere Prisco. Calcio d'angolo per il Montemurlo, non calciato bene, però sbuccia un giocatore del Savona e il gol di Pinzauti, un errore incredibile di un singolo della difesa savonese. Pinzauti da due passi si è trovato su un piatto d'argento il gol che porta in vantaggio la formazione toscana. Calcio di punizione battuto, Vitiello entra in area di rigore, la mette in mezzo dall'altra parte e sbaglia, anzi no, la mette dentro, il 2-0, Pinzauti e arriva anche il triplice fischio, Pinzauti, due gol davvero simili, un errore decisivo di Di Simone, ha spianato la strada al Montemurlo, peccato per il Savona che fino a quel momento aveva fatto la partita.